da FIBA Veneto TV. Oggi siamo al Palasport di Strana per giocare una delle ultime finali del calendario regionale. Per il titolo Under 15 maschile, ancora una volta in campo Chioene Padova Volley Treviso, una sfida che ha praticamente contraddistinto tutte le finali maschili. Treviso. Andiamo, quindi vedi come fa la risposta che è più lungo la diagonale vincente. Dobbiamo migliorare solo le cose facili, cioè non stiamo perdendo su muri forti, attacchi forti. Siamo con Diego Martin, coach del Volley Treviso Under 15 maschile, una finale dove avete giocato molto bene i primi due parziali, ma poi avete sofferto nel terzo e nel quarto e la vostra resistenza poi ha pagato e avete vinto la partita. Ma sì, i primi due set siamo stati tatticamente perfetti. Il terzo, più che dei meriti nostri, credo che Padova abbia tirato su un po' l'asticella. Abbiamo fatto molta fatica terzo e quarto set a far cadere palla e questo è anche merito degli avversari, non necessariamente un demerito. Credo che ci sia soddisfazione da ambo le parti. Adesso il cammino è ancora abbastanza lungo, ma insomma tra una settimana si va. Siamo con Alice Biasini, tecnico della Chioene Volley Padova. I primi due set abbastanza pallosi della tua squadra, però poi dopo siete usciti e avete innalzato tantissimo il livello della difesa, del muro, dell'attacco e si è giocata un'altra partita. Sì, diciamo che i primi due set forse eravamo un po' tesi
e non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco. E gli ultimi due invece abbiamo giocato come sappiamo fare, infatti anche il risultato in campo è stato diverso. Peccato per l'ultimo, abbiamo avuto anche un po' di sfortuna di troppo alla fine del set, ma dobbiamo imparare a giocare bene da subito e non farci prendere dalla tensione.